a beneficio dei tempi, preferisco ripercorrere un testo che ho preparato, giusto per rimanere nei tempi. Allora, è chiaro che quando nel 2017 è uscito il codice del terzo settore che ha dato riconoscimento normativo e una dignità agli enti del terzo settore, credo che tutti gli enti locali si siano posti la domanda se e come i rapporti in corso con il terzo settore potevano essere inquadrati e in qualche modo ricondotti a queste forme di coinvolgimento descritte nel codice. Allora, l'introduzione della nuova disciplina dava infatti la sollecitazione a verificare la governance dei servizi sociali, in particolare nel territorio comunale, e le policy sino allora attuate ed attuare. Il Comune di Venezia ha una storia, ha da sempre perseguito una politica di dialogo con i soggetti del terzo settore, ispirandosi al principio di sussidiarietà, previsto anche nello statuto ovviamente. E già a far data dai primi anni 2000 si può segnalare un'esperienza anticipatrice degli strumenti di coinvolgimento dei soggetti operanti sul territorio. È stato infatti costituito un tavolo cittadino per i servizi per le persone senza dimora, a cui partecipavano e ancora oggi partecipano, perché questo tavolo permanente è ancora attivo, oltre all'ente locale, istituzioni pubbliche, realtà del cooperativismo sociale, dell'associazionismo, del volontariato sociale. L'obiettivo è quello della costruzione di una più completa e articolata rete integrata degli interventi mirata all'individuazione dei bisogni, come bene ha detto e mi hanno preceduto gli assessori, che effettivamente questo è anche una delle peculiarità degli operatori sul territorio da soddisfare, delle azioni da porre in essere. Il tavolo rappresentava e quindi rappresenta un'opportunità per la conoscenza dei fenomeni, l'osservatorio, il monitoraggio di questi fenomeni della marginalità nella città di Venezia e per la conoscenza più approfondita dei bisogni dei singoli che i soggetti del terzo settore, tanto proprio perché sono operanti a stretto contatto con le persone bisognose sul territorio, riescono a meglio intercettare le necessità, condividerle con l'ente, ente che però a sua volta può condividere e condivide le proprie linee programmatiche e le linee guida. Tuttavia si è visto che nell'esperienza la potenzialità di questo tavolo non si è espressa appieno, in quanto le caratteristiche organizzative e anche strutturali dei soggetti coinvolti, si trattava soprattutto per lo più di volontari, non hanno consentito loro di partecipare a successive procedure nel corso del tempo indette, a suo tempo era appunto l'appalto di servizio, comunque procedure anche previste per la gestione dei servizi. Quindi abbiamo tratto da questa esperienza già una prima riflessione che mi sento di condividere, e cioè che la coprogettazione, le forme di partenariato, perché tali sono, per la realizzazione di questi interventi, richiedono anche interlocutori del terzo settore forti e autonomi, coinvolgenti e inclusivi, però abbiamo visto anche di realtà dei più piccoli, comunque capaci di tradurre la progettazione poi in azioni dirette di gestione. Altrimenti rimane sempre in campo solo l'ente locale che in qualche modo supporta e sostiene. Sicuramente questo è un primo esempio embrionale di un'esperienza collaborativa che presenta delle analogie alle più recenti forme di coprogrammazione e coprogettazione. Però l'orientamento del Comune di Venezia verso un governo delle politiche sociali che vede attori protagonisti anche gli enti del terzo settore è oggi delineato, scritto proprio nelle linee di mandato che vengono declinati in obiettivi del piano di performance e arrivano poi ai dirigenti e agli uffici. È previsto infatti nelle linee di sostenere le attività delle associazioni, delle organizzazioni del terzo settore, dei gruppi informali, dei cittadini attivi, tramite la creazione di reti cittadine e di associazioni che cooperino nella realizzazione di progetti di solidarietà e nella ricerca di finanziamenti. Un esempio di questo progetto di rete tra pubblico, terzo settore e associazionismo cittadino è stato attuato, è relativo all'alta intensità educativa,
Cosa abbiamo fatto? Il Comune di Venezia, con Save the Children Italia, ha invitato tutte le associazioni, varie appunto anche il volontariato, enti del terzo settore, suddivise e diciamo operanti in 3 ambiti territoriali del Comune, e li ha invitati a costruire un patto educativo territoriale relativo proprio a come garantire condizioni di crescita e di sviluppo adeguato a tutti i bambini e adolescenti della città. Questo patto, che si basa su alcuni principi e criteri, fra i quali l'apertura delle offerte ludico-educative di sostegno all'apprendimento a tutti i minori della città, ma anche con il criterio della capacità di intercettazione precoce dei segnali di disagio, e quindi con la correlata poi disponibilità ad attivare i servizi comunali per l'infanzia e l'adolescenza a supporto di questi segnali. Questo patto praticamente è stato poi adottato dalle associazioni che hanno scelto di aderire a questa co-costruzione del patto. Quindi abbiamo messo a punto, con incontri di discussione, messo a punto i diversi criteri, i diversi paletti operativi. Questa forma di coprogettazione costituisce oggi la base della rete ad alta intensità educativa di tutti i 3 territori comunali, Venezia Centro Storico, Marghera, Mestre, Terraferma, eccetera. E la base è praticamente una base che è fatta sia dalle offerte autonomamente gestite da ciascuna associazione secondo le loro competenze, le loro peculiarità, e sia di attività che sono state affidate dal Comune tramite una manifestazione, previa una manifestazione di interesse pubblico, alle associazioni interessate a gestire in nome e per conto del Comune stesso una serie di attività finanziate appunto dal Comune, gratuite per tutti i bambini e gli adolescenti. E questo affidamento ha permesso di aumentare il numero di offerte presenti in città e intensificare ovviamente le occasioni di crescita e di benessere dei minori, oltre che di intercettare, cose che a noi interessa molto, per evitare poi ulteriori spese molto più sostanziose, di intercettare precocemente l'insorgere di eventuali disagi. E da queste esperienze abbiamo tratto però che la coprogettazione e anche il direttore Gennaro ne ha fatto cenno, è per lo più adatta ad azioni che presentano particolari caratteristiche, ad azioni e servizi che presentano caratteristiche che hanno un respiro maggiormente collettivo. Infatti, al di là dell'articolo 5 del codice del terzo settore che descrive le attività di interesse generale, ci pare che alcuni servizi nell'ambito della coesione sociale poco si prestino ad essere coprogettati. Prima si faceva riferimento a quelli a rete individuale piuttosto che a quelli standardizzati, mi pareva dicesse l'avvocato Chester. Ecco, si tratta infatti di quegli interventi per lo più collegati cioè quelli non adatti, mi pare che siano più collegati alla messa a disposizione di mezzi e ad idoneità tecniche, piuttosto invece che a prestazioni che riguardano e richiedono una competenza professionale inerente a profili che operano nel sociale. Da questo abbiamo tratto un'altra considerazione. La coprogettazione richiama l'intervento di altri soggetti oltre all'ente pubblico per valorizzare sicuramente gli elementi innovativi, sperimentali e che attengono più alla qualità che alla quantità. Quindi l'intervento del terzo settore in questi ambiti è sicuramente un valore aggiunto. Dopo queste esperienze di rapporti comunque con il terzo settore, quelle brevemente richiamate, il Comune di Venezia è giunto ad un'operatività concreta e attuale, dando vita a un progetto secondo modalità che tendono alla coprogettazione, molto più vicine, diciamo, a quelle che sono le formule, la disciplina del codice. E la città di Venezia è beneficiaria dei fondi del programma operativo nazionale Città Metropolitane Commetro 2014-2020, che è dedicato allo sviluppo urbano sostenibile. L'asse 3 del Commetro, denominata appunto Servizi per l'inclusione sociale, è finalizzata a contrastare differenti forme di marginalità, disagio ed esclusione sociale, anche attraverso il sostegno a progettualità, espressione della partecipazione del terzo settore e della collettività in aree e quartieri caratterizzati da situazioni di degrado ambientale e marginalità socio-economico. Ecco, nell'azione pertanto di sostegno all'attivazione di questi nuovi servizi, il Comune ha attivato un'operazione
si chiama Condominio e Reti Solidale, e sul finire dell'anno 19 è stato pubblicato un bando per la selezione di progetti finalizzato ad attivare reti di solidarietà attorno a giovani e adulti con disabilità, oltre che anziani fragili e residenti in aree degradate. L'obiettivo è quello di realizzare strategie efficaci per attivare attorno alle persone fragili una rete di relazioni e di supporto con i cittadini residenti nell'area urbana e le associazioni coinvolte, promuovendo quindi anche proprio la solidarietà. Ed è stato costruito un percorso, secondo le linee dell'assessorato, che ha voluto coinvolgere fin da subito i potenziali destinatari del bando, somministrando loro un questionario online che desse un ritorno sulle potenzialità che il territorio poteva esprimere e anche per definire al meglio i termini per la resa degli interventi secondo l'obiettivo del bando. Pertanto, senza abdicare, diciamo, le prerogative proprie del Comune come ente programmatore, il Comune ha coinvolto il terzo settore per meglio capire queste capacità che poteva mettere in campo. 5 minuti. Ok, il questionario è stato inviato a 40 soggetti del terzo settore, 22 hanno risposto al sondaggio e oltretutto la città di Venezia ha voluto presentare un'ottica di opportunità rivolta al terzo settore nell'ambito della progettazione con metro, sia l'intervento condominio e reti solidali che le altre operazioni sotto un unico tema dal titolo La città sicura di sé. La presentazione ha visto la partecipazione di 100 soggetti e tale iniziativa rappresenta, secondo noi, un esempio di buona pratica nei rapporti di coinvolgimento tra ente locale e realtà territoriali. I soggetti poi che hanno partecipato al bando Condominio e Reti Solidali hanno espresso una progettualità liberamente costruita nell'ambito di una cornice ovviamente definita di obiettivi, durata, caratteristiche e quant'altro. E certamente la scelta di questi enti attuatori, quale obiettivo comune, ha riguardato oltre che la capacità progettuale, però anche la capacità tecnico-organizzativa. I partner Dottoressa, mi scusi, ma solo un paio di minuti per chiudere, per favore. Allora, voglio dire che insomma, in parole povere, questi partner che sono intervenuti e hanno, diciamo, oggi presentato dei progetti per questa comunità, hanno dovuto dimostrare anche di assumere il costo dell'intervento e sia in termini di anticipazione di spesa che in termini di cofinanziamento. Rappresenta comunque questo POM metro per noi un punto, una opportunità anche per, sia per l'ente locale, perché appunto diciamo un ritorno da parte di questi enti che hanno espresso delle progettualità molto innovative, ma anche è diciamo, un'occasione per gli enti del terzo settore. Cosa c'è? Ci sono, oltre che queste opportunità, ci sono anche però delle diciamo che questa relazione può essere utile per l'ente locale, quindi è un'opportunità perché assuma con una visione alta, diciamo, un ruolo di governance delle politiche sociali e cercare di, con una visione d'insieme, sviluppare una mappa della solidarietà cittadina con tutte le competenze sul territorio.